Io sono Don Nicola Lombardi, sono stato per anni segretario, autista, confidente di padre Raffaele Nogaro, noi lo chiamiamo così, il vescovo emerito di Caserta, è stato giù da noi per 40 anni, 43 prima sessa a Runga, è stato vescovo dal 1983 al 1990 e poi dal 90 fino al 2009 è stato lì vescovo di Caserta e poi è rimasto come emerito per ben 17 anni. Ha fatto tantissimo per noi, a Sessi in modo particolare, ha cercato di far riaprire, ci è riuscito l'ospedale di San Rocco, tant'è vero che ora vogliono intitolare l'ospedale a lui, a padre Raffaele Nogaro, ma soprattutto ha illuminato le nostre coscienze in un territorio in cui la criminalità organizzata, ma soprattutto la mentalità camorrista era pervasiva e quindi ci ha spronato all'impegno, alla liberazione, ha sempre mostrato la sua fede ardente nel Cristo che lui chiamava il mio Gesù e ce l'ha testimoniato in tutti i modi. Se volessimo sintetizzare un po' il suo impegno, la sua testimonianza in 3P, innanzitutto la pace, è stato un vero profeta di pace, unico valore assoluto della storia, ha fondato il comitato Caserta Città di Pace per 31 anni fino a dicembre scorso ininterrottamente c'è stata una marcia della pace denunciando tutte le guerre, le violenze, il terrore in ogni parte del mondo. E poi la prossimità, si è fatto buon samaritano nei confronti di ogni persona e poi il perdono come espressione massima dell'amore. L'ultimo libro come vescovo di Caserta ha amato la mia gente, ma questo suo amore noi l'abbiamo sentito fino all'ultimo giorno, il 6 gennaio, fino all'ultimo respiro. Ha amato tutti indistintamente e questo le persone lo hanno percepito, per cui il tributo di affetto attraverso la presenza, la preghiera, la celebrazione seguiale al 30° venerdì sera è segno di quanto amore abbia lui diffuso e di quanto contraccambio c'è stato da parte della sua gente.